Buon pomeriggio, bentrovati ad Anteprima Corner. Come di consueto a inizio settimana siamo qui per raccontarvi quello che è stato il weekend calcistico delle tre principali formazioni isolane, Catania, Palermo e Messina, non fosse altro perché disputano campionati professionistici. Adesso per parlare di Catania do il buon pomeriggio ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera Alessandro, buon pomeriggio. A te Angelo. Grazie per essere con noi. Alla fine diciamo, il Catania è riuscito a centrare quello che era l'obiettivo prefissato, cioè raggiungere i playoff attraverso la Coppa Italia, salvandosi comunque all'ultimo istante, all'ultimo respiro, battendo il Benevento. È stato un campionato piuttosto complicato, tormentato per il gruppo rosso-azzurro con 3 avvicendamenti tecnici e adesso c'è questa appendice dei playoff nella quale scopriremo fra non molto la data di inizio, perché certamente slitteranno in avanti. Per il Catania si potrebbe cominciare il 14, ma andiamo con ordine e analizziamo quella che è stata l'ultima prestazione, che ha confermato come questa squadra comunque nelle partite, quelle secche, quelle da dentro o fuori, riesce a dare sempre qualcosa in più, anzi decisamente molto di più rispetto a quello che avviene durante le partite di campionato normalmente. Io innanzitutto Angelo ci vedo un filo di romanticismo, nel senso che Pietro Cianci, l'autore del gol decisivo, ha realizzato in quella porta che diventa una sorta di filo conduttore della storia più o meno recente del Catania nelle partite importanti. Quella porta in cui segnò Roberto Manca in Catania-Messina, la stessa porta in cui realizzò Michele Fini in Catania-Taranto, ed è la porta in cui Umberto Del Core, intrufolandosi tra gli avversari, mise alle spalle del portiere il pallone che poi valse la promozione in Serie A. E stasera li faremo vedere questi gol, Alessandro. Benissimo, benissimo. Detto questo, è chiaro che il Catania ha conseguito, a mio avviso, l'obiettivo minimo stagionale, che in questo momento è la salvezza. Perché ovviamente se guardiamo la classifica finale il Catania si è salvato all'ultima giornata. Adesso dalla regia la classifica del Catania, ma non solo del Catania. E quindi, sì, e quindi certamente non si può essere felici di un Catania che si salva all'ultima giornata in Serie C subendo 17 sconfitte stagionali. Peraltro, se il Catania non avesse battuto il Benevento, oggi sarebbe stato condannato a disputare i play-out al posto del Potenza, perché in caso di arrivo a pari punti il Potenza avrebbe sopravanzato il Catania in virtù dei confronti diretti. Quindi bisogna mantenere sempre una lucidità nell'analisi e constatare che oggi il Catania si è semplicemente salvato ed è veramente il minimo obiettivo stagionale rispetto a quelli che erano i proclami di inizio stagione. Ci è riuscito comunque grazie a una prestazione corale, quello che era assolutamente mancato a Potenza contro il Sorrento, con una squadra corta, una squadra che ha giocato bene sui riferimenti offensivi, da una parte Cicerelli, al centro dell'area Pietro Cianci, e poi sporadicamente gli inserimenti efficaci di David Bois, e ha meritato complessivamente il risultato, perché nel primo tempo il Catania ha avuto supremazia territoriale, eccezione fatta per queste situazioni che stiamo vedendo, una con Bolsus che sbaglia un rigore in movimento e un'altra conclusione di Karic respinta da Furlan, ma il Catania aveva pressato, aveva creato patemi a Manfredini nel corso di tutto il primo tempo, fino al meritato gol di Cianci appunto in chiusura di prima frazione. La gestione della ripresa è stata complicata, perché è ovvio che mantenersi su un punteggio ancora in bilico, sapendo che dagli altri campi arrivavano notizie sfavorevoli al Catania, cioè la vittoria del Monopoli, la vittoria della Turris, il pareggio di Potenza che in qualche modo teneva sul chi va là, ma soprattutto la possibilità che il Monterosi prima o poi aprisse il fortino Foggia, mettendo a serio rischio il pacchetto delle combinazioni che avevamo prefigurato lunedì scorso a Corner.
Poi effettivamente il Monterosi ha segnato proprio nel finale, e quindi il Catania si è trovato sempre con questo spettro, a maggior ragione con la punizione di Camillo Ciano a 1 minuto alla fine, che ha pizzicato la traversa. Però insomma alla fine credo che sulla legittimità della vittoria del Catania non si possa dire nulla, che ne dica Uteri, che ha parlato di Catania squadra di mestieranti, per voler sottolineare che insomma ci sono state tante interruzioni nel corso della ripresa, ma non abbiamo visto nulla di diverso in quello che accade normalmente in tutti i campi della Serie C. E adesso, e questo è un po' il punto di domanda, e adesso tutto quel che entra ben venga. Non credo che il Catania possa considerarsi tra le favorite dei playoff. A mio avviso ci sono almeno 4 squadre che meritano i favori del pronostico: l'Avellino, il Benevento, il Vicenza, lo stesso Padova. Il Catania ha il vantaggio di entrare direttamente al playoff nazionale, ma con la prospettiva, qualora vada bene il primo turno della fase nazionale, di non essere testa di serie nel secondo turno e quindi di dover giocare contro pronostico quello che equivale al quarto di finale. E mi sembra questo uno scoglio non di poco conto, nella considerazione che al secondo turno il Catania, qualora avesse superato il primo, incontrerebbe una delle 3 seconde o la miglior classificata che proviene dal primo turno. Quindi comunque sarebbero sfide di un certo lignaggio, di una certa consistenza. Ricordiamo che le seconde sono Avellino, Padova e la Torres, che magari potrebbe essere, tra virgolette, la più abbordabile nel lotto delle seconde classificate, ma l'altra testa di serie sarà sicuramente una squadra che ha fatto molti più punti del Catania nel corso del campionato, perché il Catania, ricordiamoci, è la peggiore che entra tra le 28 dei playoff come punteggio, perché chiaramente arrivando 13ª è entrata nei playoff solo grazie alla vittoria della Coppa Italia. Alessandro, per chiudere andiamo a risentire la voce di Pietro Cianci, che è poi il giocatore che ha regalato, prima lo citavi tu, questa salvezza e quindi i playoff al Catania, e poi vedremo però il top del match. Vediamo l'intervista a Cianci. È un gol fondamentale, cioè importantissimo, forse il più importante finora della mia carriera. Sono contento e per fortuna è andato tutto bene. Catania è una piazza importante, c'è tanta pressione, quindi non è facile, però alla fine per fortuna, vincendo la Coppa e salvandoci all'ultima giornata, abbiamo portato a termine l'obiettivo. I playoff sono, diciamo, dei terni al lotto, chi sta meglio la maggior parte delle volte va avanti, però ora abbiamo 2 settimane per prepararci al meglio e ci faremo trovare pronti. Allora, ci sarà tempo per preparare questi playoff, una maggiore... Quanto tempo, Angelo? Ma questo lo deciderà... Chi lo sa? In questi minuti si decide un po' il calendario dei playoff. Sappiamo per certo, Angelo, che sì, il ricorso del Taranto verrà discusso sabato 4 maggio alle ore 14:30 da remoto, sì. Il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. 4 maggio che sarebbe stata la data di inizio dei playoff del girone, e quindi io credo che una settimana di slittamento a occhio e croce sia presumibile, ma lo sapremo probabilmente, Alessandro, a qualche ora. Sì, per il Catania, anziché cominciare l'11, si potrebbe forse prospettare il 14. Il 18 tu dici? Io penso una settimana, Andrea. Una settimana. Io penso una settimana, ma non per altro, perché se iniziano più tardi i playoff del girone, sì, è chiaro che ci deve essere un lasso di tempo ragionevole per consentire alle squadre che escono al playoff del girone con 2 partite già ravvicinatissime, in funzione poi del playoff nazionale. Quindi io a occhio e croce penso che slitterà di una settimana. Quindi secondo me sarà 18-21 per quanto riguarda il Catania. Sarebbe stato calendarizzato l'11 e il 14. Aspettiamo ancora qualche ora e poi sapremo. Stasera ne parleremo chiaramente nel corso di Corner. Per tornare alla partita, tu
hai segnato Emanuele Cicerelli il migliore in campo. Forse è stata questa la mossa tattica che ha consentito al Catania in qualche modo di, non dico mettere in difficoltà il Benevento, ma sorprendere in alcune fasi della partita la squadra di Auteri. Beh, Angelo, io credo che dopo l'infortunio di Peralta col Messina al Catania mancava un uomo in grado di creare superiorità numerica tra le linee e credo che Cicerelli questo lavoro lo abbia fatto egregiamente, mettendo in grandissima difficoltà Simonetti, che era il suo dirimpettaio, ma soprattutto avendo la capacità di venire dentro il campo e di proporsi o per la conclusione a titolo personale oppure in versione assist man, sia insomma palla in movimento che sui calci piazzati. È stato veramente una spina nel fianco del Benevento, quindi a mio avviso è veramente lui la chiave tattica che ha consentito al Catania di conquistare territorio e di proporsi con continuità all'interno dell'area di rigore. Un ragazzo che, a prescindere dalla fine di questa stagione, dall'esito di questa stagione, merita assolutamente una riconferma, perché insomma ha tecnica, corsa, soprattutto intelligenza tattica. Quindi Cicerelli lo rivedrei bene nel Catania del futuro. Catania del futuro, Angelo, che già in qualche modo comincia a registrare dei contatti, dei sondaggi, soprattutto sulla figura del direttore sportivo, a veridicità il contatto con Checco Palmieri, che attualmente lavora con il settore giovanile del Sassuolo, lo fa da anni con merito e profitto, era stato già nell'organigramma tecnico del Parma, ed è un profilo da seguire con attenzione in chiave Catania 24-25, perché ci risulta che ci siano stati dei contatti più d'uno, ma è un profilo che piace a tanti club e quindi in qualche modo poi la scelta spetterà a lui. Dirigente tutto d'un pezzo, con un carattere forte, uno che va dritto, che però capisce tantissimo di calcio, ha l'occhio pronto a cogliere insomma prospetti, talenti, gente da seguire, quindi potrebbe essere sicuramente uno dei nomi buoni per arricchire l'organigramma tecnico del Catania 24-25. Alessandro, ci fermiamo qui per anteprima corner, il resto lo svilupperemo chiaramente stasera a partire dalle 20:45 su Telecolor con corner. Abbiamo un lavoro specifico sui playoff che cercheremo di spiegare nel miglior modo possibile. Ne parleremo stasera. Grazie Alessandro. Ci fermiamo brevemente, adesso attiviamo i collegamenti con Palermo e con Messina, con Marco Gullà e Sergio Colosi. Con Alessandro chiaramente l'appuntamento è alle 20:45, ripeto, con corner, una versione estesa. A dopo la pubblicità. Ci ritroviamo insieme per anteprima corner, allora do il benvenuto a Marco Gullà. Buon pomeriggio a te, Marco. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Saluto anche Sergio Colosi. Ciao Angelo, buon pomeriggio. Allora, comincerei da Marco, dal Palermo. Questa squadra, nonostante il cambio di allenatore, non solo non ha trovato la vittoria, ma ha perso un'altra partita in casa. Difficoltà che comunque si ripetono, e il tecnico Michele Mignani, che in questo momento evidentemente non ha ancora trovato la soluzione per questo male della formazione rosanero. Ma che non avesse Angelo la bacchetta magica, Mignani era risaputo, insomma, non poteva certamente fare miracoli sin da subito. Ha cambiato un po' il Palermo, ha cambiato il modulo, dalla difesa a 4 è passata a 3, ma il risultato assolutamente non è cambiato, anzi diciamo che per certi versi il Palermo è peggiorato rispetto a quello coriniano, a quello con Eugenio Corini, intanto perché comunque su 4 partite ha collezionato soltanto 3 punti. La posizione resta quella sempre del sesto posto, hai un certo vantaggio sul Brescia che è settimo, quindi in teoria se non le perdi tutte e 4 potresti anche raggiungere il sesto posto e quindi avere la possibilità di giocare il primo turno playoff in casa
e anche con un pareggio si potrebbe andare avanti, Palermo potrebbe andare avanti, però ovvio che nel gioco, nella costruzione, ma anche nella gestione del risultato, che è ormai un noto difetto di fabbrica di questa squadra, non è cambiato assolutamente nulla. Anche contro la Reggiana il Palermo ha trovato il vantaggio, bel gol di illusorio da parte di Matteo Brunori, poi però insomma nella ripresa c'è stato il consueto calo fisico e soprattutto anche un calo tecnico, perché la squadra è andata totalmente in tilt dopo il pareggio della Reggiana e soprattutto dopo il 2-1 di Rozio. L'unica nota positiva possiamo dire è il rientro di Ranocchia, di Filippo Ranocchia. Quando è entrato lui il Palermo ha cambiato marcia e allora insomma possiamo dire che Ranocchia può essere l'uomo determinante per la squadra, ma soprattutto in ottica playoff. Vedremo se insomma intanto i compagni lo seguiranno, perché abbiamo visto alcuni giocatori che probabilmente avevano già l'infradito anziché le scarpette da calcio, giocatori assolutamente svogliati, disinteressati, senza verve, insomma a 4 giornate dalla fine e con dei playoff da preparare non è certo la mentalità idonea per una squadra che deve tra l'altro chiudere ancora il campionato. Marco, allora sentiamo le parole di Mignani praticamente all'ora di pranzo, ha parlato in tarda mattinata. Non abbiamo diciamo estrapolato la parte che ci avvicina alla partita di domenica, di domani, che di mercoledì, chiedo scusa, con lo Spezia, ma una sorta di bilancio di quello che ha fatto fino adesso in queste poche giornate in cui ha lavorato. Sentiamo. Nel momento in cui io sono arrivato ho cercato di capire quali potessero essere le soluzioni migliori per questa squadra in funzione degli uomini che avevo, e ho pensato che metterci con quella disposizione potesse agevolarci, avvantaggiarci, e io continuo a pensare che la squadra abbia avuto nelle prime 3 partite una crescita, e la crescita si è interrotta grazie ad una sconfitta che sicuramente non ha visto il Palermo giocare una grandissima partita, ma ha visto il Palermo uscire sconfitto da 2 episodi abbastanza netti, perché poi la squadra, secondo me, ripeto, anche se non ha giocato una grandissima partita, però ha subito poco e ha creato. Io sono venuto qua perché credo che questa sia una squadra che possa fare qualcosa di importante, perché la società mi ha dato grandi motivazioni, per cui nella mia testa se dovessi accorgermi che qualcuno si stia sedendo, si stia accontentando di quello che è stato fatto fino adesso, probabilmente lo manderei lontano da questo centro sportivo. Allora, queste sono le parole del tecnico del Palermo, che ci dice dell'infermeria. Ci sono giocatori che saranno fuori per la partita di mercoledì, che si gioca alle 15, ricordiamo. Sì, mercoledì, proprio il 1° maggio alle 15, Aurelio, Vasic, Koulibaly e Di Mariano sono out. Probabilmente il tecnico si affiderà a Ranocchia dal primo minuto, che abbiamo già visto in grande forma. Sarebbe davvero incredibile se non lo schierasse dall'inizio. Difesa a 3 confermata, in avanti Brunori con Mancuso. Cambierà poco a livello ovviamente di formazione, ovvio che gli indisponibili non ci potranno essere. Un'ultimissima cosa, perché tanti addetti ai lavori ma anche tifosi hanno detto pensiamo alla prossima stagione. È assolutamente sbagliato. Vediamo la classifica proprio su questa tua osservazione, magari la classifica di Serie B la rivediamo per dire dove si trova il Palermo, no? Sì, si trova lì, insomma, al 6° posto, hai la possibilità di giocarti i playoff. Il primo turno hai dei benefit abbastanza importanti, perché se comunque pareggi anche con il Brescia in questo momento, perché il Palermo affronterebbe il Brescia e il Catanzaro quinto al primo turno affronterebbe la Sampdoria, e pareggi anche e vai avanti, è davvero folle pensare alla prossima stagione quando hai una porta di servizio per andare in Serie A. Poi sappiamo benissimo, in questo caso lo deve sapere anche il Catania, che i playoff è un campionato a parte, può succedere davvero di tutto, quindi davvero folle pensare di aver archiviato già la stagione e pensare alla prossima, anche perché Angelo, la prossima stagione verosimilmente ci sarà il Sassuolo
ci potrebbe essere l'Udinese, ci sono squadre che sicuramente in Serie B non vanno a fare la comparsa. Grazie. Marco Gullà, ci racconterai e ci dirai dell'avvicinamento alla partita di mercoledì, già nel giornale di domani, con la presentazione della sfida in trasferta che attende il Palermo. Adesso vado da Sergio Colosi, perché il Messina ha chiuso il suo campionato, la sua stagione, ha centrato quello che era l'obiettivo, certamente la salvezza, ma è il momento di tirare anche le somme. Una stagione che da un punto di vista sportivo alla fine ha consegnato una salvezza abbastanza serena, devo dire, alla squadra di Modica, ma mi pare di poter dire che i problemi sono sempre quelli per quanto riguarda la gestione societaria. Sì, perché di fatto non è seguita la crescita che ha avuto la squadra rispetto all'anno scorso e 2 anni fa, quando la salvezza era arrivata o nei play-out o ancora prima alla penultima giornata, però anche per una serie di fattori esterni. Ricordiamo allora il fallimento del Catania. Questa volta invece la squadra è riuscita a esprimersi meglio, di fatto nelle ultime 9 settimane credo che abbia vinto soltanto una partita con il Monterosi, per cui c'è stato un momento che davvero era tra le formazioni, se non la formazione più in forma del campionato. Però a questa crescita tecnica non è seguita una crescita societaria, perché è notizia di qualche giorno fa che sono andati via il direttore generale Costa e il team manager Cammarata, ma le dichiarazioni di qualche settimana fa del tecnico Giacomo Modica e i mal di pancia che spesso si sono verificati lontano dai microfoni da parte dei tesserati del Messina, che tra l'altro adesso potranno parlare soltanto attraverso i canali ufficiali della società, è un po' come mettere il bavaglio ai calciatori e ai tesserati, e questo invece è proprio per questo appunto non abbiamo anche dichiarazione del tecnico del post partita di Monopoli, lasciano un po' presagire che c'è tanta confusione, tanta amarezza all'interno però della società, amarezza che invece poi si riflette tra i tifosi che hanno avviato una nuova contestazione al presidente Sciotto, sia nella partita a C'è un piccolo problema con la linea. Striscioni, sì, allo stadio Franco Scoglia, la parte esterna. Sergio, chiaramente in questo momento è difficile poter prevedere, chiaramente il campionato è finito domenica, cioè sabato in realtà, appena 48 ore fa, adesso però bisogna capire che cosa succederà, quali sono gli scenari, se sono ipotizzabili, se ricomincerà con quella che è la solita telenovela estiva sulla cessione o meno del club, oppure no. Io temo che la telenovela sarà sempre attuale, perché fino a quando Sciotto sarà al timone del Messina non sarà mai una società ben strutturata, una società organizzata, una società che programma nel futuro, e si vive sempre la quotidianità. Questa volta l'iscrizione, i termini credo che scadino il prossimo 4 giugno, per cui non ci sarà tutta quell'attesa fino a luglio, si dovranno anticipare i tempi, però questo ipotetico scenario certamente snerva i tifosi. Prima di tutto però bisogna vedere cosa ne sarà del tecnico Giacomo Modica, che ha dato la sua disponibilità a rimanere nel Messina, però ovviamente bisogna essere in due. Il presidente Sciotto continua a non fare dichiarazioni né in questo né in altro senso, perché da un bel po' di tempo che non parla più alla stampa. Bene, grazie. Allora Sergio, ci risentiamo con te ovviamente nel corso di Anteprima Corner, che per adesso va avanti. Adesso cercheremo di capire quando ci fermiamo, perché Corner, la trasmissione serale, proseguirà seguendo quelle che sono poi le sorti del Catania nei playoff. Per Anteprima Corner valuteremo, ma immagino andremo avanti comunque nelle prossime settimane, ci sarà tempo per confrontarci con quelli che saranno gli sviluppi societari, quello che sarà anche il mercato, perché no, da fare per il Messina. Grazie a Sergio Colosi, mi fermo qui con Anteprima. Ciao Sergio, ci ritroviamo stasera a 20:45 con Corner, l'augurio a tutti voi di una buona giornata.